Sarà forse la primavera più fredda degli ultimi 50 anni, questo almeno dicono i meteorologi, ma il freddo pungente di queste ore è la conferma più chiara che di primavera astronomica non si può proprio parlare. Scende la neve in tutto il nord-est e paradossalmente il clima è più mite in montagna che in pianura, dove soffiano venti gelidi. La Bora ha flagellato Trieste con raffiche che hanno raggiunto i 130 km/h. Si tratta di un vento forte e freddo che arriva dal nord e non lascerà le coste adriatiche almeno fino a domani. Neve a parte, con i disagi annessi e connessi in autostrada ma anche nelle città, a Trieste il ghiaccio ha provocato il fermo dei traffici ferroviari sulla linea Venezia-Trieste, visto che parte delle linee risultavano gelate. Due incidenti poi, sempre nella zona di Trieste, hanno provocato la chiusura del raccordo autostradale della A4 in direzione di Trieste tra lo svincolo di Prosecco e la diramazione Officina Fernetti, dove un furgone e un camion si sono scontrati senza conseguenze per gli occupanti. Un secondo incidente si è verificato sul Carso triestino, dove un tir si è messo di traverso alla carreggiata proprio per le condizioni dell'asfalto reso viscido dal nevischio. E proprio su questa zona si consiglia la massima prudenza per la presenza diffusa di lastre di ghiaccio sull'asfalto. Ed è tornata l'acqua alta a Venezia e Chioggia, con punte tra i 98 e i 111 centimetri, e replica in serata, quando a Venezia è prevista una marea di 110 centimetri sul medio mare. L'arrivo della perturbazione chiamata Tor sembra rovinerà tutta la settimana di Pasqua, ma finora le zone di montagna sembrano esserne risparmiate. Le temperature sono più basse della media stagionale in montagna, ma almeno qui non nevica. Le previsioni meteo indicano temperature ancora in calo domani e poi in progressiva risalita, ma il tempo rimarrà perturbato con precipitazioni sparse fino al prossimo fine settimana.